Dalla mappa del Grande Friuli alle province il passo è breve per far emergere con forza una volta di più il dissidio tutto interno al gruppo in Consiglio regionale di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Enrico Bullian e Massimo Moretuzzo, giusto per fare nomi e cognomi. Il confronto si accende attorno al ritorno degli enti provinciali, tema già carico di tensioni nella maggioranza e ora detonatore anche nell'opposizione. Bullian ha inquadrato la riforma come un passaggio necessario e non più rinviabile, criticando le incertezze del centrodestra su tempi e contenuti e indicando nella reintroduzione di province elettive uno strumento per colmare le difficoltà strutturali dei piccoli comuni. Il nodo, nella sua lettura, è operativo. Enti locali sotto organico, progettualità rallentata e risorse ferme imporrebbero un livello intermedio capace di coordinare e supportare. Dando per scontato che le province verranno reintrodotte perché così prevedeva il programma e insomma perché c'è un disegno di legge, a questo punto mi metto nell'ottica di tentare di trasformare la reintroduzione delle province in un'opportunità per i territori, in un contesto regionale dove il 70% dei comuni sono sotto i 5.000 abitanti. Credo che la missione principale delle province possa essere quella di supportare questi enti. Di segno opposto la posizione del Patto per l'Autonomia, che attraverso il segretario Massimo Moretuzzo ha marcato una distanza netta, ribadendo la contrarietà al ritorno del modello provinciale tradizionale. Una presa di posizione che non si limita al merito della riforma, ma investe anche la rappresentanza politica, evidenziando come le parole del consigliere non riflettano la linea del movimento, invitandolo nuovamente ad uscire dal partito qualora non in linea con le direttive del gruppo. Il risultato è una frattura che complica il quadro. Da un lato una maggioranza ancora alle prese con una riforma incompiuta, dall'altro una posizione divisa sul modello istituzionale, mentre sullo sfondo resta irrisolta la questione dell'efficienza amministrativa nei territori più fragili.